I sogni non hanno età, ma c'è un periodo della vita in cui è più facile sognare, quello della giovinezza. Un'età in cui ragazzi e ragazze si trovano ad inseguire la partecipazione olimpica magari mentre portano avanti gli studi o si allenano dopo lavoro. Una delle storie meno raccontate, ma allo stesso tempo più curiosa di Milano Cortina 2026 è la mail che la pattinatrice di figura canadese Madeleine Chissat ha inviato al suo professore di sociologia. Mi chiedevo se posso avere una piccola estensione sulla consegna di questa settimana. Ieri gareggiavo i Giochi Olimpici e pensavo che la scadenza fosse domenica, non venerdì. Le allego il comunicato stampa del Comitato Olimpico Canadese che conferma la mia partecipazione. Risposta positiva del professore e sogni, che continuano a splendere. Certo, soprattutto nella nostra epoca, guardare al futuro significa incertezza e può mettere paura. Ma se un bambino o una bambina pratica sport, di fronte alle immagini dei giochi sicuramente sentirà dentro di sé accendersi un fuoco, la fiamma del sogno olimpico. Quel sogno raccontato il 24 giugno 2019 alla 134esima sessione del CIO da Elisa Confortola, allora 17enne e componente della nazionale giovanile di short track. Fu chiamata a chiudere la presentazione della candidatura di Milano Cortina per ospitare i Giochi invernali del 2026 e disse queste parole: vivere un'Olimpiade nel mio paese sarebbe un ricordo che durerebbe per tutta la vita. Partecipare alle Olimpiadi è il sogno anche dell'atleta più umile. Dà un'incredibile energia in ogni sessione di allenamento. Ti dà la forza di perseverare quando non riesci più ad andare avanti, le gambe ti fanno male, ma non vuoi arrenderti. È quel fuoco che brucia dentro. Un fuoco che quando hai solo 17 anni ti aiuta quando devi studiare, anche se sei esausta dopo l'allenamento, e rende più facile dire no alle uscite con gli amici, perché quell'emozione che ti dà non la troverai mai in un pub. Milano Cortina 2026 è successo ed Elisa Confortola non solo ha partecipato, ma ha vinto la medaglia d'argento nella staffetta femminile. Per questo abbiamo voluto incontrare Anna Polinari, velocista, la seconda donna italiana più veloce di sempre sui 400 metri piani, argento europeo della 4x400 mista e nella 4x400 femminile indoor. A 22 anni ha preso parte ai suoi primi Giochi Olimpici a Tokyo 2020 e 4 anni dopo, a Parigi 2024, ha raggiunto la finale sempre con la 4x400 mista. Perché cosa significa partecipare ai Giochi Olimpici quando hai poco più di 20 anni? Io sono Donato Cafarelli e questo è Atene Cortina, Sogni Veneti a 5 cerchi, un podcast di Sport di Più Magazine. In televisione, qual è il tuo primo ricordo olimpico? Intanto grazie per l'invito. Allora, devo dire che ho un ricordo, questo flash della apertura, no, forse chiusura delle Olimpiadi invernali che avevano fatto a Torino, a Pechino, no, di Torino, che avevano fatto questa bellissima, non mi ricordo se apertura o chiusura, ed eravamo a casa di amici e appunto avevo visto queste scene che mi avevano abbastanza rapito. Poi devo dire che in famiglia si è sempre respirato lo sport. Mio papà fa ancora, tuttora, insomma, è un ciclista, va via in bici, anche mia mamma andava via in bici e poi fin da piccolo ho fatto sport e quindi si vedeva lo sport a casa mia. Poi le Olimpiadi anche estive si sono sempre guardate, il nuoto con Federica Pellegrini. Poi insomma mi ricordo, io prima di fare atletica facevo nuoto, quindi Ok. appunto Federica Pellegrini era abbastanza nota, insomma è stata una campionessa in tutto quello che ha fatto e forse anche uno dei primi ricordi che ho sulle Olimpiadi, forse lo associo anche a un nome come Federica Pellegrini, Ok. un nome così, sì. E all'epoca tu appunto mi hai detto che facevi nuoto, tu hai iniziato atletica nel Sì, 2008-2009. ero piccolina, ero alle elementari, forse terza elementare e terza, quarta elementare, prima facevo nuoto, ho fatto nuoto per 3-4 anni. E il passaggio all'atletica come è avvenuto? Cioè cosa ti ha spinto? È stato, io ho una sorella più grande, maggiore, lei ha iniziato le medie e voleva un po' cambiare vita e aveva conosciuto questa ragazza che faceva atletica e gliene parlava molto bene, quindi
lei ha detto cambiamo, io da sorella minore ho detto voglio cambiare anch'io, un po' la copiavo in tutto quello che faceva e mi sono subito innamorata di quello sport. Mi ricordo proprio anche la prima giornata, che a differenza insomma del nuoto dove eravamo in piscina, non potevi non facevi troppo gruppo. Io ho questo ricordo che non riuscivo a fare troppo gruppo nel nuoto e sono stata catapultata in questo mondo dove eravamo un gruppo enorme di ragazzi ed è stato bellissimo. Mi ricordo che abbiamo corso, saltato, lanciato in uno stesso giorno e ho detto a mia mamma basta, nuoto, voglio fare atletica e abbiamo cominciato così. E da lì, quando è che è iniziato a diventare una cosa seria l'atletica e anche, sempre nell'ottica appunto delle Olimpiadi, che hai pensato io voglio essere lì in quella cerimonia, in quel... Allora, io mi ricordo che nel 2016, quando ci sono state le Olimpiadi di Rio, io ho vestito per la prima volta la maglia della nazionale giovanile e mi ricordo che il mio allenatore scherzando, forse anche magari un po' buttandomela come sfida, mi ha detto guarda che alle prossime Olimpiadi ci devi essere tu. E io ho detto sì, caspita, 4 anni, la mia prima maglia giovanile nel 2016 era un sogno perché un po' ad ogni sportivo, in base al livello ti dice il mio sogno è l'Olimpiade, lo è anche sempre stato il mio, ma in concreto non mi sono mai chiesta fino a dove posso arrivare. Quindi nel 2016 ho detto ok, vesto la maglia azzurra per la prima volta, vediamo come andrà e forse anche da lì, che dal 2016 che è iniziato un po' più serio il mio percorso nel mondo Ok. dell'atletica, è sempre stato, mi viene da dire un gioco, io mi sono sempre divertita a fare atletica, non è mai stato, ma anche adesso tuttora mi diverto, mi diverte quello che faccio, c'è una grande parte di fatica, di sacrifici, ma è una cosa che mi sono scelta io. Non riesco a individuare perfettamente quando c'è stato lo switch tra serio e gioco, forse da quando sono entrata nell'Arma dei Carabinieri, anche prima. Però me la sono sempre voluta vivere bene, divertirmi, se i risultati arrivano bene, poi quando ho visto se metto quel qualcosa in più, se mi metto un po' più di impegno, se ci provo fino alla fine, posso vincere il titolo italiano, posso andare a un europeo, posso andare con la maglia della nazionale assoluta, ho detto ok, mi impegno e durante gli allenamenti ho cambiato un po' la testa e poi sono arrivati di conseguenza. Hai menzionato i titoli italiani, arrivando verso Tokyo tu hai vinto 3 ori a livello giovanile e hai fatto anche un bronzo assoluto, però la possibilità di parlare con te è anche la possibilità di parlare con un atleta giovane che magari può dare dei consigli anche a ragazzi che si stanno approcciando a questo sport o che sono appunto nelle categorie giovanili. In questo percorso alla tua prima Olimpiade di Tokyo c'è stato un momento di difficoltà particolare o è arrivato poi quando hai dovuto fare lo step superiore tra Tokyo e Parigi? Allora, io ho vinto dei titoli nella nazionale giovanile, cioè quando non ero ancora assoluta, ma li ho vinti nei 400 ostacoli. Io vengo dagli ostacoli e poi sono passata ai 400 e anche un consiglio che mi viene da dare ai magari più giovani che si approcciano a uno sport del genere. Io ho iniziato anche come dicevo prima, volevo sempre divertirmi. E mi divertivo a fare i 400 ostacoli e poi ho smesso di divertirmi a fare i 400 ostacoli, non mi appagavano più tanto e ho avuto il coraggio di cambiare disciplina. E dico coraggio perché anni fa, quando io praticavo i 400 ostacoli, non c'era così tanta competizione, mentre il mondo dei 400 era altissimo, il livello era altissimo e tutti mi sconsigliavano di cambiare disciplina, solo che io ho detto questi 400 ostacoli non mi appagano, voglio cambiare e l'ho fatto, sono contenta di averlo fatto e nel 2019 io ho fatto questo cambio tra il 2018 e il 2019. Ho cominciato a fare i 400 ostacoli, poi nel 2020 c'è stato il Covid, nel 2021 sono appunto stata convocata per le Olimpiadi e
Devo dire che è stato un percorso lineare perché non erano in programma, insomma, le Olimpiadi non erano in programma per me, sia per l'anno, per gli anni che abbiamo vissuto, per la pandemia, che insomma si è bloccato il mondo nel 2020, quindi anche il potersi allenare era difficile. In più i miei risultati non erano così di spicco per poter entrare a far parte di una nazionale olimpica. Quindi io mi sono allenata, facevo quello che facevo sempre di solito, il 2020 è passato un po' così, avevo fatto un risultato discreto, nel 2021 ho fatto un salto, probabilmente sia di testa che fisico, che mi ha permesso di essere convocata, ma non era tra i piani, cioè Ok. era un sogno, ma non era tra i piani, mentre adesso programmiamo tutto perfettamente, cioè quando la differenza mi viene da dire tra le Olimpiadi 2021 e 2024 è che nel 2024 era l'obiettivo, quello era lo scopo, tutti gli allenamenti, tutte le gare erano in vista delle Olimpiadi. Nel 2021-2021 non è stato così. E però comunque quando è arrivata quella chiamata, anche inaspettata, la prima Ero reazione... felicissima, no, ero felicissima perché poi a meno che non hai fatto un certo minimo o non sei nel ranking, quindi sai per certo che sei tra le persone. Se sei convocato come staffetta è una scelta tecnica, quindi agli allenatori della nazionale, ai tecnici della nazionale scegliere le persone. Cioè, Io non avevo, appunto anche perché c'era stato il Covid, non avevo mai fatto raduni con la nazionale, quindi non ero ben conosciuta tra gli allenatori. Non avevo agganci, quindi nessuno mi poteva dire: guarda, sì, stai tranquilla, ti possiamo convocare perché comunque hai fatto bene. In più ero un po' la piccola del gruppo e ho detto: oddio, non lo so, i miei risultati parlano, sono tra le prime, quindi a numero dovrei essere dentro, però è una scelta tecnica. E poi mi era arrivata una chiamata che mi diceva: devi venire a fare delle visite per le Olimpiadi. Ho detto: ma allora sono convocata. Mi fa: finché non ti arriva l'email, e dopo un giorno forse mi ok. era arrivata l'email, non ci credevo, insomma, era stupendo, sì, sì. E quell'esperienza di Tokyo, ci sono quei famosi 10 minuti in cui l'atletica italiana cambia. Tu che li hai vissuti, diciamo, in presenza, hai capito che lì sarebbe cambiato qualcosa anche per te, per come viene vista l'atletica adesso in Italia? Sì, io devo dire che Tokyo 2021 ha segnato la rinascita dell'atletica italiana. Ci sono stati 5 ori, di cui 2 nel giro di 10 minuti. E io mi ricordo che scrivevano a me le persone per chiedermi: hai visto, li conosci, fatti fare una foto. Quindi ho detto: caspita, adesso cominciano a conoscere l'atletica, non c'è solo il calcio, c'è anche Certo. solo l'atletica. Eh, Poi viverlo di persona in un momento dove eravamo tutti chiusi in casa, non ci potevano essere persone sugli spalti, è stata un'emozione incredibile e poi ha dato tanta carica perché comunque erano persone, sono ancora persone normali che fino a 3-4 giorni prima ci allenavamo tutti nello stesso campo, dopo 2 giorni avevano un oro olimpico al collo. Quindi, insomma, ti fa pensare, non è tutto impossibile e non bisogna mai porsi limiti perché poi magari ce la fai. E dall'altro lato della medaglia del sogno, questo vi ha reso un po' più esposti magari a delle critiche, nel senso che magari lo spettatore che non segue abitudinariamente l'atletica pensa che certi risultati siano scontati. Sì, sì, poi ci sono sempre gli spettatori da divano che sono sempre pronti a giudicare, però poi dico sempre, è più facile quando perdi e stai andando male, nessuno si aspetta. Quando fai bene si aspettano tutti che tu difenda quel risultato, cioè fare bene si aspettano tutti: ok, dovrà fare meglio, dovrà fare tanto quanto. E secondo me quando una persona raggiunge l'apice che è un oro olimpico, le persone sono subito pronte ad attaccarti su qualsiasi aspetto, ma perché si aspettano che tu farai sempre Sì. meglio. Non è facile, sì, siamo stati secondo me molto più esposti perché poi avendo
fatto un'Olimpiade, forse mai stata fatta nella storia dell'atletica, un'Olimpiade di 5 ori, eravamo primi nel medagliere. Le persone da casa collegare negli anni successivi, ma l'Italia non è più quella di prima, l'Italia non è più quella. Però penso che sia sempre più cresciuta perché anni prima c'erano sempre delle punte e poi c'era un grande buco sotto con atleti che partecipavano, ma partecipavano, facevano forse le batterie. Invece adesso ci sono molte più punte perché c'è anche una Nadia Batocletti che è comunque fortissima, un Certo. Marcel, le staffette e la base è cresciuta. Adesso si fanno le finali anche nelle staffette, più finali individuali, Esatto. quindi è cresciuto il movimento. Magari non ci sono più tutti quegli ori, ma è cresciuto il movimento. Insomma, penso anche nel 2024 gli europei in casa a Roma abbiamo vinto il medagliere anche lì Esatto. e l'Europa è molto forte. Vabbè, non c'è stata l'America, però E poi nella 4x4 voi avete il record italiano. Ciascuna di voi che cosa, te, Ilaria, Alice Mangione, anche la Trevisan, ciascuna di voi che cosa porta in quella squadra? Allora devo dire che è sempre molto divertente fare le staffette perché poi nel clima dei 400 in nazionale si respira un buon clima. Siamo sia avversarie ma anche amiche, diciamo che ci supportiamo a vicenda e c'è anche un livello di maturità in cui capiamo che quando si fa squadra, si fa squadra. Poi ovviamente a livello individuale ognuno cerca di fare meglio dell'altra. Però siamo un bel gruppo, mi viene sempre da dire Alice Mangione, che ha fatto un sacco di gare, ha sempre messo quella maturità in più nel guidarci e nel tranquillizzarci, era magari la persona più lucida nel dirci cosa fare e ci guidava appunto in quello che dovevamo fare. E la Gia Trevisan invece con questa capire e non capire l'italiano, perché comunque lei è italo-americana e ha sempre questa risata contagiosa, diciamo che metteva un po' di umore. E poi Ilaria è entrata non da troppo in nazionale assoluta, quindi lei era la novellina ed era molto agitata e mi ricordo che faceva la prima frazione e un tempo la facevo io la prima frazione. Ok. E quindi cercavo un po' di tranquillizzarla, di darle delle indicazioni e dei consigli su come gestire, però è molto bello perché si crea proprio un bel clima appena prima di correre Mhm. e da quando c'è lo sparo diventiamo un tutt'uno. Anticipo una domanda che volevo farti rispetto a Parigi, ma è proprio anticipare anche la gara, anticipare lo sparo che menzionavi prima. Chiaramente l'Olimpiade, tanti dicono, è una gara a sé, quindi a livello fisico e mentale i momenti precedenti quella gara sono completamente diversi dal solito o cerchi di viverli come se fosse un europeo, una Diamond League? Allora, io cerco di viverli come ogni gara, cioè non voglio, mi carica il pensare di essere a un mondiale o a un'Olimpiade, poi Olimpiade e mondiale è la stessa cosa più o meno, cioè non è la stessa cosa perché le Olimpiadi ogni 4 anni ha molta più importanza, ma quando fai un mondiale le persone sono quelle, Sì. quindi ehm, diciamo che l'Olimpiade respiri il clima mesi prima, cioè mesi prima, anche l'anno prima, quindi c'è questo clima che si respira e vai nella città dove c'è l'Olimpiade, ci sono i tombini, i manifesti, tutto urla Olimpiade, quindi Brandizzato. sei esatto, molto focus su quello che devi fare. Io personalmente cerco di vivermi le gare sempre allo stesso modo, non pensare di essere guardata da 70.000 persone, ok? Magari un po' mi mette l'ansia, cerco di rimanere concentrata su quello che devo fare, sulle mie gambe, sul mio respiro. Però sì, il clima attorno ti fa capire che non è una gara qualsiasi. E delle due gare che hai corso a Parigi, 4x4 donne e 4x4 mista, delle due quale ti senti di aver corso tu meglio?
Allora, sicuramente la mista, sia anche come orario, perché poi una cosa che ho capito, bisogna sempre cercare le condizioni migliori per essere performanti e sicuramente quando abbiamo fatto la batteria della mista c'erano condizioni migliori e lì mi sono sentita, ero molto molto agitata perché era proprio la prima volta che correvo un'Olimpiade, è stata la prima volta che ho corso un'Olimpiade e- ed era la prima giornata, quindi ho detto, oddio, apriamo noi. Ero un po' agitata, però devo dire che quando vedo il compagno che arriva con il testimone, tutti i pensieri vanno via e appunto sono concentrata su quello che devo fare. Anche la staffetta femminile comunque non è andata male, ma ho un ricordo migliore della mista. E quando poi finisce le Olimpiadi, finisce Parigi e torni a casa e quindi c'è l'accoglienza, è lì che ti rendi conto di aver rappresentato un paese, anche la tua Verona? O Sì. riesci a pensarci anche quando sei nel villaggio olimpico? Allora cerco, sì, è una cosa che capisco sempre dopo, perché nel momento ci lavoro così tanto per arrivare a quel momento che non voglio lasciare la corda. Quando sono lì cerco di rimanere concentrata e non voglio pensare, oddio, sono qua, voglio godermi il momento, ma essere ancora sul pezzo, quindi cerco di non farmi distrarre dal contesto che mi gira Ok. attorno, perché come dicevo prima è anche carico di emozioni e sbandare è facile, bisogna rimanere concentrati e cercare di fare il compitino. E quando torno a casa, sì, le persone che ti chiedono, mamma mia, raccontami, fammi vedere le foto, ma com'è veramente il villaggio olimpico? E dici sì, effettivamente ero dentro il villaggio olimpico perché poi lì noi come atleti abbiamo in mente la gara, quindi tutto il resto c'è, ma finché non finisci la gara, finché non finisci, sei preso da altro. Ok. Però sì, quando torno me ne rendo conto e dico, oddio, effettivamente sì, c'ero anch'io. E adesso fra 4 anni, in realtà 2, perché Parigi è 24, si va a Los Angeles. Tu nel mentre nel 2025 sei arrivata a 46 centesimi del record italiano, quindi se uno va a vedere, guardavo l'altro giorno il grafico dei tuoi tempi ed è una bellissima curva che Mhm. scende, quindi un miglioramento costante. È quello, diciamo, lo step che manca in vista di Los Angeles, poi è vero che ci sono anche gli europei di quest'anno di Birmingham, sono i mondiali a Pechino, però diciamo, l'obiettivo intermedio prima di LA 28 è quello lì? Sì, allora io quando abbiamo finito, quando sono state, si sono terminate le Olimpiadi di Parigi, quell'anno emotivamente mi era costato tanto perché a differenza del 2020, del 2021 dove ero stata convocata ma non avevo corso, mi era rimasta questa fame di correre e quindi quell'anno non mi sono permessa di sbagliare niente. Ehm, e finito tutto l'anno agonistico ero piena di testa, ero proprio satura, che mi ricordo le persone mi chiedevano, bene, adesso Los Angeles. E io dicevo sì, ma pensavo di no. Cioè ho Ok, detto non sono pronta a riaffrontare un anno del genere, eh, perché sia fisicamente che di testa non era stato facile, mi ero tolta delle soddisfazioni stupende, ma non è mai facile gestire il tutto. E mi ero ripromessa, voglio vivermi le cose più serenamente e mi sono proprio data prova che nel 2025 mi sono vissuta tutto più serenamente, mi sono fatta i miei conti col mio allenatore, con il mio team, ho detto ok, questi sono gli obiettivi, ma io voglio essere più serena e ho fatto un anno da favola, quindi ok. mi ha dato proprio una carica che ho detto ok, voglio continuare e voglio di più. Eh, sì, sono un po' scaramantica, non lo so, però un obiettivo sicuramente è magari imprimere il mio nome su certe tabelle e non essere la seconda. Eh, Ci stiamo lavorando e mi rendo conto che non è forse così impossibile, c'è tanto da fare, però non è così impossibile. E se penso a Los Angeles, sì, ora ho voglia di andare a Los Dai. Angeles. Sì. E,
siamo partiti, insomma, ci raccontavi di questo primo flash che hai avuto di Federica Pellegrini alle Olimpiadi. Attualmente adesso chi sono i tuoi riferimenti sportivi? Mi viene da dire la McLaughlin, ma perché ha fatto il tuo stesso percorso, ostacoli piani, però non lo so. Sì, beh, anche lei sicuramente un'atleta enorme, e Sydney perché vabbè, è un angelo da veder correre, ha questa facilità di corsa che eh, mi sembra impossibile che faccia fatica, e quando sicuramente lo fa anche lei, però lei sicuramente è un bel punto di riferimento. Però se guardo anche in Italia abbiamo tanti atleti italiani che comunque hanno fatto la storia. Appunto citavo Nadia Batocletti, anche lei è un bel punto di riferimento, non ne sbaglia una, e mi piace molto come atleta, ma anche tanti altri, anche comunque Tamberi ha fatto e Certo. sicuramente farà il suo, Marcello, un Filippo Tortu, ma anche tante ragazze, le ragazze della 4% e noi ragazze della 4x4, comunque diciamo la nostra. Ci sono tanti soggetti che nell'atletica spiccano, insomma prendo un po' tutti Ok. come punto di riferimento. Bellissimo questo. E parlando di atleti, adesso ci avviciniamo a Milano Cortina, altri atleti di sport invernali, insomma, ci emozioneranno. Il tuo rapporto con gli sport invernali qual è? Allora, non bellissimo, anzi sono molto legata agli sport invernali perché mio papà sciava e anche faceva fondo, mi ha insegnato fondo da piccolina, quindi ho fatto un po' di fondo. Poi quando ho cominciato a fare atletica un po' più seriamente è una parte che ho dovuto tagliare della mia vita perché insomma sia fisicamente non posso fare tutto, ma anche a livello energetico ti porta via abbastanza energia. In più il mio ragazzo che è dentro proprio il mondo dello sci, Ok. mi fa vedere le gare, mi dirà un giorno ti insegnerò a sciare. Dico quando finirò la carriera sportiva auguri, però Beh, auguri. no, sì, perché non deve essere facile, però mi affascina come mondo, non pratico per ora, però sì, Dai, magari un un futuro da futuro sì, sciatrice di Anna Polinari. esatto. Ultimissima domanda, appunto, le Olimpiadi arrivano in Italia e dal tuo punto di vista qual è la prima cosa che ti auguri rimanga di questo evento? Allora sicuramente magari le strutture, perché vengono sempre, la città che ospita viene rifornita di strutture, rifanno magari le strade, la viabilità, cercano di migliorarla. Poi forse, non lo so, nei paesi Cortina, questi qua, penso sia un po' una confusione quando ci saranno questi eventi. Mi auguro che rimangano le strutture, perché comunque l'Italia ha tanto da offrire. Mi rendo conto che non è sempre facile, però trovare le strutture, gli strumenti per potersi allenare. Quindi mi auguro che ci sia più possibilità per tutti e che vengano sfruttate al meglio, insomma, e anche che possano far vedere la bellezza del territorio che abbiamo, e non abbiamo niente da invidiare a nessuno, e anche gli atleti non ci mancano. Ogni tanto magari le strutture potrebbero essere migliorate. Io ti ringrazio di nuovo per Grazie, averci dato il tuo tempo, in bocca al lupo per questa stagione e buon sogno olimpico. grazie mille. Questo è Atene Cortina, un podcast di Sport di Più Magazine. Il sogno continua, seguici su tutti i social per viverlo insieme a noi. Su YouTube e Spotify trovi le puntate complete. Lascia un commento e una valutazione per farci sapere cosa ti ha emozionato di più. E per te, ecco l'anteprima del prossimo episodio. E come dico sempre, io non sono sportiva per niente, non mi sono mai vista sportiva e infatti ho iniziato a fare atletica, oltre a questa cosa qua che mi mancava un po' di competizione, anche perché in educazione fisica io avevo 7 e mi rovinava la pagella. E questo perché negli sport di squadra non sono per niente brava e alle medie si fanno soprattutto quelli.